10 giorni di zona rossa, il decreto Natale e le nuove regole da seguire per le feste. Multe salate per chi trasgredisce, imponenti controlli sulle strade. La linea dura del governo divide i calabresi. Oggi 207 casi positivi, ricoveri in calo, ma ancora 7 vittime. Sono circa 30.000 i calabresi che torneranno a casa per le feste di fine anno. La regione predispone test antigenici per chi rientra. Le prime 280 dosi del vaccino Pfizer arriveranno in Calabria il 27 dicembre, il giorno del vaccino Day in tutta Italia. Pronte le sedi di stoccaggio per le fiale. Carlo Tanzi è il primo candidato presidente per le regionali in programma il prossimo 14 febbraio in Calabria. Intanto i movimenti paventano il rischio di diffusione del virus durante la campagna elettorale. Giudici di pace in piazza Cosenza e Catanzaro chiedono più tutele per i precari della giustizia. I lupi non riescono a bissare il successo di Ascoli, la cremonese segna e vince, resistendo agli assalti rossoblù. Palo di Baez nel primo tempo, recriminazioni per un gol annullato a Idda, adesso doppio turno interno con Venezia e Pisa. Buonasera dalla redazione del TG10, in apertura del nostro telegiornale il decreto Natale, le nuove regole da seguire durante il periodo festivo. Ci sono multe salate per chi trasgredisce. Vediamo. Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19. I giorni clou delle feste saranno blindati, coprifuoco e pochissime possibilità di ricongiungimento. Questo in sintesi quanto prevede il decreto legge, che consta di 3 soli articoli, approvato dal Consiglio dei Ministri dopo un lungo confronto governo-regioni. L'Italia si alternerà tra zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni feriali. Ma cosa si potrà fare durante il periodo natalizio? Ecco nel dettaglio le disposizioni. A partire dal 21 dicembre scatta il divieto di spostamenti tra regioni. Rimane consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Per il resto rimangono valide le distinzioni tra le regioni in base al colore. Nei giorni clou del Natale l'Italia diventa zona rossa. Il 24, 25, 26 e 27 dicembre, poi l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Gli spostamenti saranno consentiti solo per lavoro, salute o necessità. Con una deroga è consentito ospitare in casa al massimo 2 persone non conviventi. Possono essere ospitati senza limitazioni i minori under 14 o persone disabili. Nei giorni di zona rossa saranno chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Saranno invece aperti supermercati, negozi di alimentari di prima necessità, farmacie, parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio l'Italia passa in zona arancione. Resta il divieto di spostamento tra le regioni e i comuni più grandi. Saranno consentiti gli spostamenti tra i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, ma non verso le città capoluogo. Per le festività dunque è prevalsa la linea del rigore per evitare che i raduni familiari e con amici favoriscano una terza ondata a gennaio e a febbraio. E vediamo cosa ne pensa la gente di queste nuove regole da rispettare, non tutte molto chiare, ma vediamo com'è andata a Corso Mazzini. Nuove restrizioni e norme anti-Covid a Natale. La notizia era nell'aria da giorni, ma il Premier Conte durante la conferenza stampa ha tolto ogni dubbio. Zona arancione per i giorni feriali e festivi e prefestivi in zona rossa. Unica deroga, la possibilità di ricevere nelle proprie abitazioni fino a 2 persone non conviventi, quali possono portare a loro volta i figli minori di 14 anni. Cosa ne pensiamo? Che era indispensabile, era opportuno agire così. Rossa, arancione, facevano tutta una rossa, facevano, e così la cosa è continuativa e non facciamo solo per chiudere nell'attività commerciale o del genere. Poi diventerà zona gialla, poi di nuovo rossa. Non so se tutte queste misure saranno idonee poi per determinare un effettivo calo di questi contagi, vedremo alla fine, insomma. Ci sono dubbi in ordine allo spostamento della parentela, cioè dei 2 congiunti più il minore. Io credo di restare a casa. Non sono mai stato d'accordo con il ministro Speranza, ma su questo sono d'accordo. Con la madre, il padre, la nonna, la fidanzata, quindi il congiunto, alla fine ci sta vedendo comunque, quindi credo che sia un'ottima scelta. Secondo me fanno anche bene a chiudere adesso nelle vacanze di Natale per poi iniziare bene, si spera, a gennaio.
Certo è che tutto sto zona rossa, zona gialla non si capisce più niente. Nei giorni in rosso sarà prevista la chiusura di bar, ristoranti e negozi, così gli esercizi commerciali che solo pochi giorni fa hanno potuto riaccendere i motori sono nuovamente obbligati a fermarsi. È come se questo settore di ristorazione e bar fosse la prevalente causa di diffusione del contagio, come se invece altri negozi, abbigliamenti o parrucchieri, estetisti non fossero coinvolti. Un colpo economico davvero enorme, perché questo è un periodo in cui si lavora moltissimo sicuramente, e dopo tutte queste chiusure di quest'anno è sicuramente un duro colpo da ammortizzare. Ormai siamo rassegnati al peggio, perché questa chiusura è una cosa vergognosa, cioè chiudere a Natale vuol dire distruggere il commercio completamente, perché Natale è il periodo in cui noi lavoriamo di più, la verità è questa. Il 24 io, se mettevo fuori paglia, vendevo anche la paglia, perché il 24 la gente compra di tutto, è un giorno per noi molto molto buono, non ho parole. Intanto gli esperti esortano gli italiani all'autocoscienza, perché aggiungono sarà un grande sacrificio ma consentirà di risparmiare tante vite umane. Dipende tutto dalla gente, alla coscienza di ognuno. Vediamo invece cosa è successo nelle ultime 24 ore sul fronte coronavirus. Con i 207 casi calano ancora, come dicevamo nei titoli, i ricoveri, stabili quelli in terapia intensiva, ma ci sono ancora 7 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 397.452 soggetti, più 2.132 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 20.927, più 207 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 47, a Catanzaro 6, a Crotone 35, a Vibo Valentia 16, a Reggio Calabria 103, da altra regione sottoestero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 290 nelle reparti di malattie infettive e 21 nelle terapie intensive, 7 le vittime nelle ultime 24 ore, 421 in totale dall'inizio della pandemia. C'è il problema rientri anche, sono 30.000 quelli previsti per le feste in Calabria. La Regione ha programmato la possibilità di sottoporre a test antigenici i nostri conterranei che torneranno per le vacanze. Sono circa 30.000 i calabresi attesi per Natale in Calabria, treni aerei prenotati mesi prima, costi di viaggio triplicati e per molti, soprattutto insegnanti, la necessità di dover anticipare, avvalendosi del congedo, i giorni in cui tornare a casa viste le restrizioni del decreto Natale. Partenze e arrivi caratterizzati da dubbi, incertezza, lontani dalla gioia degli anni scorsi. La preoccupazione diffusa per il virus dopo aver viaggiato in mezzi di trasporto che denunciano in tanti da Roma in giù non rispetterebbero le distanze anti-Covid, non ha lasciato indifferente l'ente regione, evidentemente sollecitata da numeri importanti dei rientri. Il presidente facente funzione Nino Spirlì infatti ha annunciato un'ordinanza. Dalla cittadella sono stati chiesti 50.000 test antigenici a disposizione dei nostri conterranei che torneranno per le vacanze, previste 5 postazioni, una in ogni capoluogo di provincia, in cui ci si potrà recare per effettuare il tampone, che sarà gratuito per tutti coloro che si iscriveranno sull'apposita piattaforma regionale. Domenica 27 dicembre sarà il vaccino day, alla Calabria arriveranno 280 dosi, sarà naturalmente una giornata simbolica dell'avvio dell'imponente campagna di vaccinazione. La nostra regione ha predisposto il piano. 280 dosi, pari a 56 fiale, arriveranno domenica 27 dicembre in Calabria. Parliamo del vaccino della Pfizer che dallo Spallanzani di Roma raggiungerà l'intero stivale, simbolicamente nello stesso giorno quello del vaccino Day. Partita la macchina organizzativa anche nella nostra regione. Come punto di somministrazione, secondo quanto reso noto dal commissario nazionale per l'emergenza Domenico Arcuri e ai rappresentanti delle regioni, è stato individuato l'ospedale Mater Domini di Catanzaro. Entro domani invece dalla cittadella dovrà arrivare un piano che prevede il numero degli addetti alla somministrazione. Si dovranno inoltre comunicare i dati anagrafici di ognuno all'Istituto Superiore di Sanità per la formazione. I primi a ricevere il vaccino saranno medici, personale sanitario, operatori e ospiti delle RSA. Prenotazioni queste ultime che dovranno pervenire entro martedì 22 dicembre. Stabilito
stabilite anche le modalità per la somministrazione del vaccino. Si comincerà dalle 7 del mattino per terminare alle 22 e poi le regole da seguire, l'entrata e la registrazione, l'iniezione vera e propria, l'attesa. L'operazione durerà circa 10 minuti e poi la consegna del certificato e la conferma a cui seguirà l'appuntamento per la seconda dose, previsto quello che in gergo viene definito richiamo. I dati saranno poi inviati al commissario e sarà costruita una vera e propria banca dati. In questi giorni si sta procedendo negli ospedali e in tutti gli ambienti sanitari per il consenso degli aventi diritto. Va ricordato infatti che il vaccino viene fatto su base volontaria. Per la prima vera fase di somministrazione, che riguarderà circa 53.000 calabresi, bisognerà attendere metà gennaio. La Calabria, fanno sapere dalla cittadella, ha dato la disponibilità per lo stoccaggio delle fiale ed è pronta così come le altre regioni. Come società scientifica dei farmacisti ospedalieri della Regione Calabria stiamo collaborando attivamente con il delegato del soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19. Insieme abbiamo elaborato le tabelle relative alla prima fase di somministrazione del vaccino in Calabria, con indicazione dei singoli ospedali, dei presidi residenziali per anziani e per ogni presidio il numero dei componenti, il personale sanitario e non. Dati inviati in tempo, a differenza di altre 7 regioni che non hanno rispettato la scadenza. Ormai l'arrivo delle prime dosi di vaccino è imminente. Attendiamo l'ok delle autorità regolatorie, ma l'ok dell'Agenzia Europea dei Medicinali potrebbe arrivare già per il 21 dicembre, al massimo entro il 29. La gestione del vaccino necessita di competenze specifiche e, come previsto dalla normativa vigente, sarà affidata ai dirigenti farmacisti. Custodia, stoccaggio, tenendo conto della non semplice modalità di conservazione, oltre che la dispensazione e l'attività di farmacovigilanza. Nonostante l'esiguo numero di farmacisti dirigenti sistema sanitario regionale, la categoria è pronta a raccogliere anche questa sfida. Garantiremo quindi la profilassi prima agli operatori sanitari e poi all'intera popolazione, secondo il programma elaborato dal Ministero della Salute. La società scientifica che rappresento ha elaborato delle istruzioni operative per l'allestimento del vaccino Covid Pfizer ed è già al lavoro per il secondo vaccino in arrivo, che sarà Moderna. E le istruzioni operative per l'allestimento sono disponibili nella sezione regionale della SIFO Calabria. E Carlo Tansi a sciogliere le riserve e a rendere ufficiale la candidatura come governatore per le prossime regionali in Calabria. Siamo alla politica. Tansi, lo ricordiamo, è sostenuto dal Movimento Tesoro di Calabria. Si vota? Pare di sì, a meno di sorprese. Noi calabresi andremo alle urne il 14 febbraio. I partiti sono al lavoro, si stanno organizzando e i primi rumors giungono dal centro-sinistra, che ha coltivato fino a qualche giorno fa l'idea di inglobare nella proposta politica Carlo Tansi in qualità di battitore libero. Ma il matrimonio non si è fatto, per una serie di motivi, e quindi Carlo Tansi ha deciso di candidarsi autonomamente, con il suo pacchetto di liste, con i nomi che l'accompagneranno in questa stagione elettorale, riprendendo i temi già espressi nella scorsa campagna elettorale. Sono certo che i calabresi, già come hanno fatto alle ultime elezioni regionali, ci daranno ancora una volta fiducia. Non avevamo altra scelta, non potevamo perdere tempo perché il tempo sta per scadere e con il Natale che si avvicina e la zona rossa che si avvicinano non c'è più la possibilità di raccogliere le firme per poter consentire la nostra partecipazione alle prossime elezioni regionali. Non tutti sono d'accordo con la data delle elezioni a febbraio. In una missiva scrivono a Spirlì e per conoscenza gli esponenti del governo centrale per chiedere un parere del Comitato Tecnico Scientifico, visto che anche a febbraio probabilmente, molto probabilmente purtroppo, saremo ancora in piena pandemia. Rimandare in sostanza la data delle elezioni regionali del prossimo 14 febbraio è quanto chiedono i rappresentanti di Calabria Civica, Verdi, Sinistra Italiana, Sardine, Calabria Aperta, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Articolo 1 e Centro Democratico, che hanno sollecitato l'intervento del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ma per conoscenza hanno inviato la lettera anche a Conte, i ministri Boccia, Lamorgese, Provenzano e Speranza per chiedere al Comitato Tecnico
tecnico-scientifico un parere sui rischi di diffusione del virus durante la campagna elettorale, per poi assumere di concerto con il governo le opportune decisioni. Una missiva con cui sottolineano anche i dati della scarsa partecipazione al voto nell'ultima tornata elettorale del gennaio scorso. È del tutto evidente, scrivono, che non si può chiedere alle persone di recarsi alle urne con gli ospedali pieni e in piena campagna vaccinale. Nelle attuali condizioni epidemiologiche nella nostra regione, aver fissato la data delle elezioni il 14 febbraio appare un atto irresponsabile che non può essere taciuto. È in ballo la salute delle persone e la stessa non può essere barattata con quello che sembra essere un mero calcolo cinico e spregiudicato. Sottolineano inoltre che il Consiglio dei Ministri ha già deciso, a causa del virus, il rinvio delle elezioni nei comuni di Siderno, Crucoli, Casabona, Delia Nuove per l'elezione degli organi della città metropolitana di Reggio Calabria, nonostante le procedure elettorali fossero già arrivate alla presentazione delle liste dei candidati ai consigli comunali e dei candidati a sindaco. Dunque serve un atto di responsabilità istituzionale con un parere al CTS, per poi assumere di concerto con il governo le opportune decisioni. Il gruppo Calabria Civica, che coordino su scala regionale, è fortemente contrario per il voto del 14 febbraio per due motivi. Da un lato c'è un problema di sicurezza e in assenza di sicurezza vengono a mancare gli spazi del confronto democratico, e dall'altro lato c'è un problema di potenziale incremento del contagio. Chi ha indetto quella data deve assumersi la responsabilità di fare un passo indietro per garantire il diritto al voto e alla salute dei calabresi. È stato riconsegnato allo Stato l'Hotel La Perla nel comune di Cetraro, una lunga vicenda giudiziaria iniziata negli anni '80 con il sequestro dell'immobile costruito sul demanio pubblico. Noi abbiamo chiesto un commento al referente di Libera Calabria, Don Ennio Stamile, chiedendogli se questa riappropriazione può essere il simbolo di una vittoria sulla criminalità organizzata e un messaggio di riscatto e speranza per tutta la comunità. Un messaggio positivo, finalmente, dopo 40 anni di peripezie giudiziarie, dove non sono mancati colpi di scena, dove non sono mancati tentativi di manomissioni, addirittura hanno tentato pure di manomettere le carte, le mappe catastali, i documenti. Quindi insomma una lunga e travagliata vicenda giudiziaria che finalmente ha visto la fine, grazie anche all'impegno, alla perseveranza, anche all'audacia di un funzionario del demanio qual è appunto il dottor Antonio Arnoni. Grazie davvero al suo impegno finalmente Cetraro vede restituita alla comunità un bene che, vogliamo ricordarlo, non è confiscato al clan, è un bene sequestrato per un illecito edilizio da parte dell'allora fratello del procuratore di Cosenza, Oreste Nicastro. E grazie proprio a questo atto illecito che appunto l'organizzazione criminale di Cetraro, il clan Muto per intenderci, inizia la sua ascesa criminale, proprio perché questo bene immobile ha rappresentato una finestra attraverso la quale insinuarsi nelle istituzioni. Per questo Libera, da quando è nata sostanzialmente, oltre a fare memoria, associa anche l'impegno, alla responsabilità, alla cittadinanza attiva, alla legalità, perché l''ndrangheta si nutre di legalità. Ci è dispiaciuto molto purtroppo vedere l'amministrazione comunale di Cetraro totalmente assente a questo evento, se non il giorno della consegna, perché ovviamente lì non si poteva fare a meno, ma non è stato invitato nessuno. Pochi giorni prima dell'evento della consegna c'è stato un consiglio comunale, neanche lì è stata proferita alcuna parola, quindi nessun invito. Non ne sono state coinvolte le forze politiche e associative del territorio. Questo un po' ci è dispiaciuto perché l'evento meritava una maggiore attenzione. Poi è chiaro che fare ricorso semplicemente al nome di Giannino Losardo per cercare di coprire in un certo qual modo, no, le proprie distrazioni, è chiaro che può far breccia semplicemente su Facebook ai cittadini ignari, però ecco, l'impegno deve essere diverso. Non ci possiamo permettere distrazioni su questi aspetti, non ci possiamo permettere di non fare memoria.
Giudici onorari in piazza questa mattina a Cosenza e Catanzaro chiedono il riconoscimento dei loro diritti. Non siamo volontari della giustizia, sottolineano, ma lavoratori. E prosegue lo sciopero della fame iniziato lunedì scorso da 2 vice procuratori onorari della Procura di Cosenza. Chiedono il riconoscimento dei loro diritti i magistrati onorari che questa mattina hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia. Questo il sit-in a Cosenza, dove prosegue lo sciopero della fame iniziato lunedì scorso da 2 giudici, Patrizia De Marco e Maria Antonietta Sesti, entrambi vice procuratori onorari. Continueremo fino a quando non avremo da parte dello Stato italiano un riscontro serio e positivo a tutte quante le nostre istanze. I magistrati onorari contribuiscono allo smaltimento dell'enorme carico di lavoro di procure, tribunali e uffici del giudice di pace. Sono 20 anni che noi svolgiamo le funzioni giurisdizionali senza alcuna tutela. Sì. Non abbiamo tutele previdenziali, non abbiamo malattia, non abbiamo nessuna tutela giuslavoristica. Nonostante la Corte di Giustizia europea e adesso anche i tribunali, la Corte Costituzionale abbiano riconosciuto che noi abbiamo diritto a tutte le tutele proprie di un lavoratore subordinato. Da Cosenza a Catanzaro, anche qui il sit-in dei magistrati onorari. Siamo nella stessa posizione dei giudici professionali, però non abbiamo nessuna tutela, né una tutela previdenziale, né una tutela assistenziale e meno che meno una retribuzione, perché noi veniamo pagati con un gettone di presenza. A sostenere le ragioni dei magistrati onorari anche l'Ordine Distrettuale degli Avvocati. Ritengo sia giusto che tutti gli operatori della giustizia sentano come loro i bisogni degli altri operatori e quindi ritengo che sia importante la presenza sia del Consiglio dell'Ordine che la presenza anche della magistratura togata. Allora, un'altra notizia che riguarda il mondo del lavoro: lunedì gli operatori sanitari si ritroveranno davanti alla sede dell'ASP di Cosenza alle 9:30 per un sit-in di protesta per rivendicare i contributi previsti dal governo a tutti gli operatori impegnati nella lotta al Covid-19. Gli eroi mai riconosciuti e mai ricompensati, come in tutte le altre regioni d'Italia, hanno garantito la tenuta del sistema sanitario pubblico durante i diversi picchi epidemiologici della pandemia e oggi non sono stati elargiti i contributi previsti. Adesso il calcio, 3-1 della Samp sul Crotone, Damsgaard, Jankto, Simi poi per il gol del Crotone e al 20° secondo tempo ha chiuso i giochi Quagliarella per la squadra ligure, quindi 3-1 per il Crotone che torna a perdere in campionato, perde anche il Cosenza di misura dopo aver giocato una ottima gara allo Zini di Cremona, aver colpito un palo e recrimina pure su alcuni episodi nel secondo tempo, ma vediamo il servizio e l'intervista a Roberto Chiuzzi. Un'altra beffa, una delle tante in questo scorcio di stagione per il Cosenza, che anche a Cremona paga a caro prezzo qualche errore sotto porta. La sfortuna è una sola distrazione. Finisce 1-0 per i grigiorossi allo Zini, ma sono i lupi a collezionare più occasioni gol e a tenere il pallino del gioco per l'intera partita. I padroni di casa si vedono in avvio con il colpo di testa dei Bianchetti da corner, poi si eclissano per una decina di minuti, durante i quali i rossoblu di Occhiuzzi vanno 2 volte vicino al vantaggio con gli Ozzi. L'estremo difensore lombardo nega all'ex Monza il gol sul colpo di testa ravvicinato, poi viene graziato quando Baez riparte veloce e imbecca il compagno che stoppa bene al limite dell'area ma non inquadra lo specchio. La cremonese ringrazia da primo affondo, va in vantaggio. Il destro di Pinato incoccia sul palo prima di insaccarsi. La reazione dei lupi è immediata, scambio tra Baez e gli Ozzi, corridoio per l'uruguagio che batte a colpo sicuro ma il suo destro si stampa sul palo a volpe battuto. Ci provano Bittante al volo sui sviluppi di un corner ma un difensore sventa e Sueva che da posizione defilata trova pronto Volpe. Nei minuti finali del primo tempo è ancora protagonista Bittante che colpisce di testa senza riuscire a inquadrare lo specchio. Nella ripresa subito pericoloso il Cosenza con la girata di Petrucci che si infrange sul corpo di un difensore grigio-rosso. Un'azione per tempo per la cremonese, in contropiede Selar ha la chance per raddoppiare ma calcia al lato. Il Cosenza ci prova in tutti i modi. Sciaudone e Corsi protestano per interventi dubbi all'interno dell'area di rigore grigiorossa, ma è uno degli ultimi assalti che lascia tanti dubbi in casa silana. Idda approfitta di una conclusione di Balulì e la mette dentro, ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente di linea per una presunta posizione di offside. Inutili le proteste, i replay non supportano la tesi della terna e l'11 di Occhiuzzi deve arrendersi ancora una volta, non dando continuità al risultato di Ascoli. Adesso 2 gare interne per rimettersi in moto. Sono e siamo arrabbiati perché è ingiusto perdere una gara del genere, onestamente. Però quello che è stato bisogna già guardare al Venezia, anche perché tra qualche giorno rigiochiamo, quindi portiamo in campo questa arrabbiatura, la porteremo in campo.
Non voglio parlare di sfortuna perché non credo tanto a queste cose, quindi le partite le devi mettere tu nel verso giusto. Dispiace, ripeto, più che dispiace, sono arrabbiato, siamo arrabbiati di non aver almeno pareggiato questa gara. Dispiace perché a volte qualche episodio ci va contro, però sapete che io non parlo di alcune cose, però mi dispiace tanto. Insomma. Di finalizzare si finalizza, deve entrare dentro la palla, perché si crea e si finalizza, perché a volte si confondiamo, si crea gioco, noi si finalizza, siamo per statistica una delle squadre che fa più tiri in porta nell'area di rigore, quindi è giusto precisare un attimo questo, ma non per portare acqua al mio mulino assolutamente, perché dobbiamo continuare su questa strada e dobbiamo capitalizzare le finalizzazioni che si fanno. E ora, come di consueto, al sabato la rubrica Bookmania a cura di Rosalba Baldino. Vediamo chi è l'autore di oggi. Ci piace questa iniziativa unitaria degli editori calabresi che hanno scritto una lettera al presidente facente funzione Nino Spirlì affinché sostenga la cultura in Calabria. In che modo? Fornendo dei libri e arricchendo le biblioteche calabresi. Sembra una bella storia di Natale, così come quelle che oggi vi proponiamo, firmate da Michele D'Ignazio. I due libri sono Babbo Natale e fagli straordinari e il secondo lavoro di Babbo Natale, pubblicati entrambi da Rizzoli. Sono entrambi editi da Rizzoli con le illustrazioni del bravissimo Sergio Livotti. In tempo di crisi Babbo Natale dovette cercarsi un secondo lavoro. Io inizio proprio così questi due libri, volevo parlare di come effettivamente si stanno vivendo momenti difficili, però volevo scoprire anche l'altra metà della parola crisi, ovvero cambiamento, quindi come dire, attraverso le difficoltà si può anche trarre qualcosa di buono, si può anche crescere, diventare migliori e trovare anche delle nuove opportunità. È quello che capiterà a Babbo Natale, che all'inizio della storia verrà addirittura in maniera rocambolesca licenziato, però poi troverà anche la sua strada, anche all'aiuto di altri personaggi, tra cui la Befana, probabilmente tra i primi libri in cui i due personaggi principali di Natale, Babbo Natale e la Befana collaborano insieme, proprio perché in momenti difficili bisogna collaborare, ma ci sarà molto di più: lettere dei bambini, i loro desideri, tanta ecologia, il giusto equilibrio tra uomo e natura, e a ognuno una giusta ricerca della felicità. È il momento delle previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un debole minimo depressionario centrato tra il nord dell'Algeria e la Tunisia permetterà l'attivazione di nuvolosità sparsa con isolati fenomeni sui settori ionici della Calabria. Domani cielo parzialmente nuvoloso ovunque, con possibilità di isolate deboli piogge lungo i settori ionici. Temperature in aumento nei valori minimi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ancora ventilazione orientale sul Tirreno, con mare quasi calmo o poco mosso. Lo Ionio risulterà calmo o quasi calmo il settore cosentino e alto crotonese, poco mosso dal basso crotonese al catanzarese, mosso sul settore reggino. Venti tra deboli e moderati nord-orientali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, vi auguro una buona domenica.